Scampato un bombardamento in Libia, oggi Emanuel segna l'8º gol della stagione a Sili. Questa è la storia di un trentenne che ha sfidato la morte per trovare casa in Sardegna. Tutto inizia 10 anni fa in Nigeria, una terra segnata da conflitti senza via d'uscita. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti e lascia un like per sostenere queste storie di riscatto che rendono orgogliosa la nostra Sardegna. Emanuele è poco più che un ragazzo quando raccoglie $1.500 e saluta la famiglia per tentare la traversata verso l'Europa. Non cerca un sogno, cerca di sopravvivere. Ma il vero inferno non è stato il mare, è stata la terraferma. Per 5 mesi attraversa il deserto su furgoni stipati, mangiando quasi nulla. Poi la prigionia in Libia. Un anno di rapine e terrore in una stanza chiusa. Ma come ha fatto a salvarsi da un destino che sembrava già scritto? Scappa da Lucernario. Pochi istanti dopo la sua fuga, una bomba rade al suolo l'edificio dove era nascosto. Se fossimo rimasti lì, non saremmo qui a raccontarlo, dice oggi. Poi il gommone, il buio e quella preghiera che credeva fosse l'ultima prima del salvataggio. Poi l'arrivo a Cagliari e la scelta di Oristano. A Cabras comincia la sua seconda vita. Impara l'italiano, lavora nei campi e incontra l'amore. Oggi Emanuel lavora come operatore socio-sanitario, si prende cura degli altri per restituire il bene ricevuto. A Sili lo chiamano tutti per nome. Quella è diventata finalmente casa sua. Oggi i suoi figli, Futuro e Samuel, sono il simbolo di una battaglia vinta contro l'orrore. Una storia brutta, ma bellissima, che ci ricorda quanto valga la pena lottare. Emanuel ha scelto la Sardegna come casa sua. Tu cosa ne pensi della sua incredibile forza? Metti like al video se ti è piaciuto e iscriviti per non perdere le prossime notizie dall'isola. Grazie per avermi seguito, ti saluto e ti abbraccio. Ciao.